Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Bene, prima di tutto vi voglio ringraziare perché molte persone mi hanno scritto in PVT, su Telegram, su Face, perché gli piacciono sempre di più i racconti di fantasia del vostro Marietto e in particolar modo del nostro Dante. Il Dante ormai è diventato un'icona famosa e mi chiedono sempre racconti nuovi, storie nuove, e io chiaramente posso solo raccontarvi quello che il Dante mi dice, quindi quando lo incontro ho sempre un materiale nuovo, però giuro in giuretto io dico al Dante che non dico niente, perché io lo faccio la spia, non voglio raccontare sul web certe cose. Voi se incontrate il Dante voi non mi conoscete, Ecco, prima di tutto questo. Poi secondo voglio ringraziarvi anche perché vedo che abbiamo molti iscritti sia sul canale di Hildegard del Marietto Veneziano, questo fa sempre piacere, e anche nei nostri gruppi di Facebook. Quindi se non vi siete ancora iscritti, grazie per la vostra iscrizione e anche di un bellissimo like e anche un commento. Se avete domande sul Dante o sul Marietto Veneziano potete pure farle sotto in descrizione. Bene cari amici, vedete queste poche parole, iniziamo subito con una storia nuova del Dante, perché fatto sta, io l'ho incontrato ancora al bar della Pace l'altro giorno mentre scendevo dalla moto. L'ho incontrato, era lì, mi ha detto: uè Marietto, dai vieni qua che ti offro un caffè. Il Marietto, quando c'è qualcuno che offre, lo sapete benissimo che è il primo che corre, e quindi giù il casco, ho parcheggiato la moto e via subito a bere un caffè col Dante. E qui il Dante inizia ancora. Io dico: oh Dante, guarda che giubbetto antiproiettile, l'ho lasciato a casa, non sparare troppe grosse. E sapete che il Dante quando parte in quinta non lo tiene più nessuno, però io ero lì e non potevo dopo tutto mi ha offerto un caffè macchiato lungo, e quindi chiaramente sono stato con le orecchie come un topo gigio, perché quando il Dante le racconta non si capisce mai come iniziano e come finiscono. E qui il Dante mi racconta quando faceva il barista, perché vi ho già raccontato che il Dante faceva il cameriere in questa fabbrica dei sogni, però faceva anche il barista, ogni tanto lo spostavano nelle sale da giochi, no? In questa fabbrica di sogni, e quindi te lo racconto, perché il Dante a un certo punto si incontra il suo direttore il suo padrone di casa, che era diventato anche vice direttore delle sale giochi. E quindi il Dante, che in quel periodo non era ancora stato assunto fisso, voleva essere assunto a tutti i costi, perché questo poi è un altro racconto di fantasia che vi racconterò più avanti. Il Dante aveva una missione lì dentro, e salvare un alceo, e questo è un altro racconto. Però adesso vi racconto questa storia qui del Dante che mi ha raccontato l'altro giorno al bar quando mi ha offerto il caffè. Allora io sento il Dante che mi racconta: sai, è arrivato lì il padrone di casa, sai di chi sto parlando? Io dico: ma chi è questo padrone di casa, Dante? E lui mi ha detto: è il Carlo. Ah, è il Carlo, sì, il Carlo, nome fantasia, sì, nome fantasia. Ah, bene. E cosa ti ha detto il Carlo? Il Carlo è andato dal Dante, e io sto parlando di circa 30 anni fa, e gli dice al Dante, il Carlo dice al Dante: sai Dante che quando sei arrivato tu in paese la gente si è spaventata? È la miseria. Il Dante diceva: come quando sei arrivato? Sì, perché tu Dante sei un figlio adottivo. Il Dante non lo sapeva mica, dice: veramente? Sì. Quando sei arrivato in paese succedevano delle cose strane, e allora un signore del paese è corso giù da Padre Pio. Che il Dante subito, sapete che il Dante è cristiano evangelico, e quando sente parlare del Padre Pio, sapete che i cristiani evangelici col Padre Pio non andavano tanti d'accordo, e allora salta su e resta un pochettino. Cavoli, questi qui sono andati giù da uno un po' un birichino, e il Carlo continuava a dire: sai, è andato giù questa persona perché si è spaventata, cioè tutti noi in paese ci eravamo spaventati che eri arrivato tu qui in paese, cioè eri piccolino, e siamo andati, cioè quel signore è andato lì da Padre Pio a chiedergli: ma chi è quel bambinetto là? E il Dante stava lì sull'attenti, perché il Carletto era il vice direttore del casino, cioè della fabbrica dei sogni praticamente, no? E quindi voleva essere assunto, e allora era sempre pronto giù a 45 gradi, sempre con la lingua fuori, Yes Man, no? Avete presente quei personaggi un po' così? E ascolta a tutte orecchie il Carletto e gli dice: e cosa ha detto Padre Pio di me? Faceva finta di essere interessato, e Padre Pio ha detto che quel bambinetto là in quel paese
riferendosi al Dante, è un bambinetto che tutti parleranno male, di tutti, non ci sarà nessuno che parlerà mai bene di quel bambinetto là. Però quel bambinetto là, sempre riferendosi al Dante, quando scriverà le letterine a Gesù Bambino, gli tremerà un po' il braccino, ma le letterine che il bambino scriverà a Gesù Bambino, il Gesù Bambino le leggerà sempre. Al che questo signore è tornato in paese e ha raccontato questa storia a tutto il paese, che Padre Pio aveva detto che di quel bambino tutti ne parleranno male, del Dante chiaramente, ma quando il Dante scriverà le lettere a Gesù Bambino leggerà sempre quelle lettere. Anche il Dante, che ha sentito questa storia, avrà avuto 21-22 anni, è saltato sul chi vive, perché aveva davanti uno che avrebbe potuto farlo assumere nella casa dei sogni. E cosa succede? Non sapeva come sbolognare questa situazione, perché lui, sapete che lui è cristiano evangelico. E quindi cosa gli ha detto? Senta, signor Carlo, lei non deve credere a tutto quello che dicono le persone in paese, perché sa, le persone le raccontano di tutti i tipi, e quindi magari quel signore ha voluto un po' esagerare. Capisce, signor Carlo? Gli ha detto il Dante al signor Carlo. E il Carlo, sapete cosa gli ha risposto? Mi ha raccontato il Dante, mi ha risposto: io a quella signora là ci credo come? E il Dante gli ha detto: come fa a crederci, signor Carlo? Perché quel signore che è andato giù a parlare con Padre Pio era mio padre. Allora il Dante è subito in difesa, ha dato subito ragione il signor Carlo. Ha ragione il signor Carlo, ha ragione anche Padre Pio. Capite che il Dante era subito double face e si metteva subito a favore di Vento. E io sento queste storie qui e dico: ma scusa, ma che letterine sono quelle di Padre Pio? E il Dante mi ha detto che è ancora in giro a cercare queste letterine di Padre Pio da spedire Gesù Bambino. Io ho detto: senti Dante, io sta storia non la vado a dire in giro, perché poi va a finire che mi prendono per uno di quelli. Noi la teniamo fra noi due, lascia stare Padre Pio, perché io quello lì non mica ci credo tanto. E il Dante mi ha detto: anch'io non ci credo, però sai, quel momento lì avevo 22-23 anni, avevo bisogno del posto di lavoro fisso, sai com'è. Ah, ecco, allora dopo insomma praticamente la storia è finita, che il caffè è finito, io sono dovuto andare in giro perché sapete che ho il mio canale da registrare, sono saltato sul moto e mi è venuta in mente questa favola qui da raccontarvi. Quindi cari amici, anche oggi vi ho raccontato una storia fantasia del Dante, del Padre Pio, delle letterine del Padre Pio. E a questo punto vi saluto, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di registrarvi al canale e di legare chiaramente delle Mariette Veneziane e di venirci a trovare anche nei gruppi di Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!